Da giorni il maltempo non dà tregua a Palermo. La pioggia battente che da ore imperversa nella città e provincia sta causando disagi. Una grossa voragine si è aperta nella strada che porta al centro commerciale Forum a Brancaccio, come vediamo dalle immagini, a causa del cedimento dell'asfalto. Vigili urbani e uomini della protezione civile operano da ore per mettere in sicurezza la strada. Nella zona di Brancaccio è allarme per alcune buche che si sono aperte in diverse strade del quartiere. I vigili urbani hanno inviato una nota al settore manutenzione stradale. A causa della pioggia si sono verificati i soliti allagamenti in via Messina Marine, in piazza Indipendenza, in via Ugo La Malfa, a Mondello e a Partanna Mondello. E un altro crollo è stato registrato in via Celona, nella zona di Borgonuovo. Questa volta a venire giù è stato il muro che delimita un terreno privato. La recinzione è crollata, non provocando per fortuna feriti, vista l'ora tarda, infatti in quel momento non transitava nessuno per via Celona. Tanta paura però per il boato in piena notte. Sul posto alle prime ore del mattino sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato la strada. Una violenta ondata di maltempo dunque, con piogge e grandine da giorni, sta flagellando Palermo e la sua provincia. I temporali incessanti da più di 48 ore hanno creato molti disagi agli automobilisti, mandando in tilt il traffico in diverse zone della città. Numerose sono state le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti verificatisi tanto nel centro storico quanto in periferia e nella borgata marinara di Mondello, da sempre interessata da questi fenomeni. Problemi si sono avuti anche nell'Interland, con alberi sradicati e caduti in mezzo alle strade trasformate in veri e propri torrenti d'acqua. Il maltempo dovrebbe insistere, intensità variabile almeno fino a tutta la prima decade di febbraio, con un ulteriore calo delle temperature nel prossimo fine settimana.